Buongiorno e ben ritrovati in montagna. Siamo in Trentino, più precisamente siamo in Val d'Aone, siamo presso il parcheggio di Malgabissina e stiamo andando a fare il periplo del Monte Davolo. Non tutte le escursioni hanno bisogno di toccare una croce di vetta. Certe cime non si salgono, ci si gira intorno, le guardi cambiare volto e scopri che il bello, a volte, è tutto nel cammino. Il giorno prima il meteo ci aveva promesso il peggio, pioggia, cielo chiuso, previsioni da restare a casa. Siamo partiti lo stesso. E lassù, sul sentiero numero 1, è arrivato il momento che ti toglie il fiato. La roccia attrezzata, le catene sotto le mani e una cascata che precipita al tuo fianco. Poi, quando eravamo di nuovo al parcheggio, il cielo ha deciso di mantenere la promessa, con 2 gocce, soltanto 2. Il resto, tra i laghi e le creste, venite a scoprirlo con noi. Non necessariamente bisogna raggiungere una cima per fare un'escursione. Per esempio, oggi faremo un periplo. Oggi siamo con lo sceriffo Livio. Buongiorno. Ma siamo in Val d'Aone o in Val di Fumo? Siamo lì, nel limbo. Perché in realtà qua parte anche la Val di Fumo che va verso il rifugio Val di Fumo, il Monte Fumo. Però è anche vero che questa è zona di Val d'Aone. E Nicoletta. Buongiorno, siamo in Trentino. Quello l'ho già detto. Quello sapevo. Sei troppo generica. È Val d'Aone o Val di Fumo? Val d'Aone. Giusto? Prima destinazione, Lago di Campo, 50 minuti. Livio, ma sai perché si chiama Val di Fumo? Non hai trovato queste info? Ma perché le nuvole salendo per la Val di Fumo prendono una sembianza del fumo. C'è una versione più affascinante, ovviamente bisogna sempre usare il condizionale. Pare che i contrasti tra i pastori della Val Camonica e delle valli giudicarie li inducevano a incendiare i pascoli affinché gli avversari non li utilizzassero. Quindi è una valle che con questi incendi venivano chiamati la Valle dei Fumi, la Val di Fumo. Come dicevo, siamo nei pressi della diga di Malgabissina. I lavori di questa diga iniziarono nel luglio del 1955. Qui si riversarono 2000 operai, disboscarono, fecero brillare le rocce. Era un ambiente incontaminato e in un attimo venne praticamente raso al suolo per costruire questa diga. Ermanno Olmi, un regista, ha fatto un documentario, sempre nel 1955, dove documenta il lavoro degli operai e la loro vita in solitudine durante questo periodo. Una cosa particolare che mi ha colpito è che 3 di queste case, casupole, come si chiamano le case degli operai, insomma 3 di queste capanne, vennero acquistate dal bresciano Marcolini, padre Marcolini, che era amico di Montini, il Papa, da 40 anni erano amici. E si aggiudicò queste 3 capanne per poterle offrire ai suoi sbandati per le vacanze. E Papa Montini portò in Vaticano questa cosa, lodando, tessendo le lodi a questo padre Marcolini che faceva del bene, contrariamente al nome sbandati, in realtà erano brave persone che cercavano un posto dove trascorrere la vacanza. Pare che 2 di queste baracche, ecco le baracche erano, pare che 2 di queste baracche ci siano ancora e sarebbe bello riuscire a scoprire quali sono. Oggi siamo in un bellissimo posto che, se Dio ci aiuta, c'è anche il sole.
Nico che pela le piante di lamponi. Ma guardate! Ecco il lago di Campo. È difficile in queste zone non parlare del conflitto della Grande Guerra, perché questa, come sapete, era una zona di confine con l'impero austro-ungarico. Qui era accampato il 67° battaglione di fanteria, il battaglione Palermo. Nella notte tra il 4 e il 5 luglio del 1915 all'improvviso venne attaccato dall'impero austro-ungarico. Non si sa bene come andò a finire, se l'impero austro-ungarico riuscì a sconfiggere l'esercito italiano. Altre fonti invece dicono che l'esercito italiano ebbe la meglio, ma pagando un carissimo prezzo, perché furono presi all'improvviso di notte e quindi la difesa fu molto difficoltosa e vide purtroppo tanti morti. Al Passo di Campo ci siamo arrivati, 2298. Questa conca è veramente magnifica, è stupenda, veramente un posto incredibile. Ci sono ancora i resti delle trincee, ovviamente, perché questa è una zona, come vi dicevo, di prime linee. E di qui, proseguendo, si andrebbe anche al rifugio Maria e Franco, l'ex rifugio Brescia, al Monte Re di Castello, che abbiamo già fatto. Noi invece stavolta proseguiremo nella direzione opposta verso il Passo Ignaga e ora faremo un pezzo del mitico sentiero numero 1. Eccolo qua, il sentiero, il numero 1, è il sentiero. Vabbè, un pezzettino, dai, un pezzettino ce lo facciamo anche noi. Sì, perché hanno messo il 600 davanti a tutti i sentieri di questa zona.
questo punto la nostra guida Livio the Sheriff consiglia di mettervi i bastoncini perché ci sarà da arrampicare un po', però attrezzato, giusto? Sì. Bene, lo ascoltiamo. Siamo nei pressi del lago d'Avolo. Bello, eh? Come ci ha appena ricordato Livio, questo è il passo d'Avolo, 2553 metri. 2553, dai. Il punto più alto forse il punto più alto della nostra escursione. E perché c'è ancora salita? C'è ancora un pochino da. Allora non è il punto più alto. Esatto. Questo si chiama Lago di Mare o Lago Mare. Com'è possibile che un lago si chiami mare?
in realtà non ha nulla a che vedere col mare che intendiamo noi. Sono laghi che d'estate si impoveriscono d'acqua sempre di più, possono diventare addirittura paludosi, e da qui il nome, pare che venga dal francese marais, che significa palude, ma per questo chiedo conferma al mio amico Aldo Viano, che ha anche un canale su YouTube, magari se ve lo cercate, visto che lui fa i video in bilingue italiano-francese, pare che derivi appunto da lì, da marais palude. Quello invece dietro che si vede grande è da dove siamo partiti, il lago di Malga Bissina, giusto? Sì. Andiamo. E qui siamo al passo, com'è che si chiama? Qui siamo giunti al Passo Ignaga, che era un po' il nostro obiettivo, giusto Livio? È un po' di volte che c'è la mena, dobbiamo andare a vedere il Passo Ignaga, che è bellissimo, stavolta è riuscito a convincerci. Trincee a non finire, poi viene a dirmi basta con le guerre perché stanchiamo a parlare di guerra, ma qua ragazzi di cosa volete parlare? Dalle trincee del Passo Ignaga ora si scende per il 245A verso Malga Bissina e abbandoniamo il sentiero numero 1. Si scende. Wishing my worries won't just go away. Nothing seems to clear my weary head. I take a drink after work, maybe a smoke or two. Only leaves me wanting more. Need something real that can satisfy me. Look who just walked through the door. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell my way looking at me. We ain't gotta worry 'cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much BS to mention. Try to fill my cup, I try to measure up. Nothing seems to satisfy. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell my way you're looking at me. We ain't gotta worry 'cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. Come si chiama Livio? Malga Ervina. Ma hai notato le bandiere? Sì. Bandiera italiana e bandiera austriaca. Qui alle nostre spalle abbiamo la Val di Fumo, detta anche Piccolo Canada per i suoi innumerevoli corsi d'acqua, e con i suoi 24 km è la valle laterale del Trentino più estesa, non abitata in modo permanente. E un po' di acqua va sempre bene. Pochissima, giusta, quella più girellina che rinfresca. Parcheggio 5 minuti, bene. Eccoci arrivati alla fine di questo girotondo intorno a Cima d'Avolo, il periplo di Cima d'Avolo. Siamo in Val d'Aones, come abbiamo detto prima siamo al parcheggio di Malga Bissina e come ha detto Nicoletta all'inizio speriamo che Dio ci aiuti col meteo, ci ha aiutato perché fino qua ragazzi ormai siamo al parcheggio, abbiamo preso queste 2 goccine d'acqua che addirittura le volevo perché ci rinfresca. Abbiamo fatto tutto il giro al fresco senza pioggia, notare le maniche lunghe, siamo a fine di luglio quindi ci è andata molto bene. Per tutto ciò che sono le indicazioni tecniche do la parola a Livio lo sceriffo.
Innanzitutto sono contento di aver proposto questa escursione che conoscevo ai ragazzi e Bravo! penso che l'abbiano apprezzata. E un'escursione che fino a Passo di Campo è escursionistica. Dal Passo di Campo al Passo Ignaga è da escursionisti esperti, c'è qualche esposizione, dei pezzi attrezzati, alcuni con catene, staffe, e dopo da Passo Ignaga scendere di nuovo escursionistica. È anche abbastanza veloce come discesa e sono 950 metri di dislivello e per 10 km circa. C'è qualcosa che ti è piaciuto in particolare? Sì, posso dire? Sì. Allora, prima di tutto è stato un giro meraviglioso, bellissimo. E questo l'abbiamo già detto. E questo già detto, ma lo dico di nuovo Ok. perché è stato bello. E mi è piaciuto in modo particolare che abbiamo percorso un pezzettino piccolo, penso, perché sarà molto più lungo, del sentiero numero 1. E che io vorrei che facciamo una promessa che prima o poi lo facciamo, perché ce l'abbiamo lì nel cassetto, penso tutti. Prima o poi faremo il sentiero numero 1. Vero? Sì. Bellissimo. Ringrazio nuovamente Livia per aver proposto questo fantastico giro. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21, sempre in premiere sul nostro canale. Ciao!